Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Alle 12:40 di oggi, martedì 13 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vittoria, Dannone Veneto, per un incidente tra 3 auto, 2 feriti. I pompieri hanno messo in sicurezza il luogo dell'incidente, mentre gli occupanti di una Fiat Punto rimasti feriti sono stati stabilizzati dal personale del SUEM e trasferiti in elicottero e ambulanze in ospedale a Mestre e Portogruaro. Assistite sul posto dal personale sanitario le altre 2 conducenti, rimaste scioccate per il sinistro. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi dell'incidente. Cambiamo argomento. 2 mesi di lavori per un investimento di oltre 461.000 euro per 3 importanti interventi. Sono questi i numeri del progetto di ristrutturazione che ha interessato lo stabile che ospita il mercato ittico all'ingrosso di Chioggia, in via Giovanni Poli numero 1. Con l'inaugurazione di oggi i locali hanno nuovi impianti di raffrescamento e illuminazione che ne migliorano la vivibilità. Interventi molto attesi per un settore trainante per la nostra città, ha commentato il sindaco di Chioggia Mauro Armelao. Passiamo allo sport. A Venezia, il nuovo quartier generale del Venezia Football Club è finalmente pronta e sarà inaugurata il 23 giugno. A Venezia è frutto della riqualificazione del centro sportivo Taliercio e della sua conversione in facility polifunzionale. All'inaugurazione, con taglio del nastro, cui seguirà un evento dedicato agli investitori del club e una partita fra le Legends del Venezia Football Club, aperta a tutti i tifosi, saranno presenti le maggiori autorità istituzionali e sportive locali e nazionali. 35 tra specialità sportive e attività motorie per salta, cori, yoga, una quindicina per il progetto Sprint. Un ampio ventaglio di scelte, insomma, per i veneziani e i mestrini di tutte le età che trascorreranno l'estate in città. Le 2 manifestazioni sono state presentate questa mattina al municipio di Mestre con una conferenza stampa a cui hanno preso parte, col vice sindaco e assessore comunale allo sport Andrea Tomaello, i rappresentanti delle associazioni che vi hanno aderito e a cui abbiamo dedicato un servizio speciale nella nostra rubrica TG Plus Sport. Restate sintonizzati. Ed era questa la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.